Quasi 25 milioni di euro. Questa è la somma su cui potrà contare la Regione Veneto per le celebrazioni della Grande Guerra. 7 milioni dal bilancio regionale, il rimanente dai fondi di coesione nazionale. Le iniziative in parte le abbiamo già presentate, in parte le presenteremo con iniziativa al Teatro Verdi tra qualche giorno in quella di Padova, in parte sono un prologo che durerà ovviamente per 5 anni, quindi è un lavoro, è un cantiere aperto quello che si fa nel territorio, che sta in qualche modo germogliando giorno per giorno. La presentazione dei progetti definitivi da parte dei soggetti destinatari di finanziamenti dovrà avvenire entro giugno e l'appalto dei lavori entro il 2015. 21 milioni di euro di investimenti per le imprese venete sono comunque opere che faranno lavoro in tutto il Veneto, che vanno da un pacchetto d'intesa con il governo, 4 milioni di euro nostri e 9 del governo per un pacchetto di 13 milioni di euro per i grandi sacrari veneti. Il cuore del pacchetto concordato con il governo riguarda i grandi sacrari veneti. Per il restauro del Tempio Ossario di Bassano del Grappa è previsto un intervento complessivo da 1,5 milioni. Per il Sacrario di Asiago verranno stanziati quasi 4 milioni. Per quello del Montello, Nervese della Battaglia, 1,5 milioni, mentre oltre 6 milioni verranno destinati al Sacrario militare di Cimigrappa, con l'ipotesi di trasformare in ostello l'ex caserma NATO. Presentiamo quello che è il pacchetto degli investimenti che Regione Veneto fa nel territorio, diciamo per rendere il Veneto bello, accessibile, interessante a quel turista, a quell'interessato al progetto Grande Guerra. L'obiettivo complessivo degli interventi è che non si tratti di un episodio, ma la partenza di un progetto culturale che completi l'offerta turistica del Veneto.